La nostra azienda nasce all'inizio degli anni 30 ad opera del nonno Eugenio e della nonna Luigia, che insieme trasmettono il loro amore e la loro passione per la coltivazione della vite ai figli Giosuè e Mario. Attorno alla metà degli anni 90 il testimone passa a me, Flavia, e a mio cugino Umberto. Noi due abbiamo ancora la fortuna di avvalerci dell'aiuto e dell'esperienza dei nostri genitori per la conduzione dell'azienda e per l'accoglienza degli ospiti. La nostra azienda copre una superficie vitata di circa 12 ettari e mezzo. I vitigni che si coltivano sono il Refosco di Faedis e lo Schioppettino fra gli autoctoni rossi. Fra i bianchi ricordiamo il Verduzzo, il Piccolit e il Tokai. Accanto a questi vitigni abbiamo anche vitigni internazionali quali lo Chardonnay, il Pinot Bianco e il Pinot Grigio e per i rossi il Merlot e il Cabernet. Nella nostra azienda noi lavoriamo e coltiviamo la vite soprattutto a mano e la vendemmia si svolge completamente a mano. Dopo la vendemmia il lavoro in cantina utilizza accanto a delle nuove tecnologie metodi tradizionali. Il vino si conserva in grandi botti di acciaio e accanto a queste non dimentichiamo l'utilizzo delle botti di cemento che noi riteniamo utili ed importanti perché ben si prestano alla conservazione in quanto non fanno subire al vino grossi sbalzi termici. Nella nostra azienda abbiamo utilizzato sempre le botti di legno, il loro utilizzo non è mai stato dimenticato perché riteniamo che in esse i nostri vini ben si affinino. Il Refosco di Faedis è il vino principe della nostra azienda e dell'intera produzione faedese. Tra i nostri vini rossi è quello che trae maggior beneficio dalla conservazione in queste grandi botti di legno di rovere che ne esaltano le potenzialità e le caratteristiche attraverso l'invecchiamento in esse. La nostra è un'azienda a conduzione familiare in cui tutta la famiglia è coinvolta. Prime attrici nel dare il benvenuto ai nostri ospiti sono la mamma Elena e la zia Elda. Questo clima familiare ha fatto sì che nel corso degli anni molti dei nostri clienti siano diventati i nostri amici.